In Sardegna l'allevamento del suino ha radici antiche, testimoniate dal ritrovamento di piccole statuette in bronzo risalenti al periodo nuragico. Nel passato gli animali si alimentavano soprattutto con i frutti spontanei del bosco, in particolare delle ghiande, presenti nelle ampie superfici boschive dell'isola. In tempi più recenti, lo sfruttamento delle risorse forestali è possibile solo attraverso la predisposizione di recinti che evitino il contatto dei maiali con i cinghiali o con altri suini, come definito nelle misure di prevenzione sanitaria predisposte dalla Regione Sardegna. Siamo nel cuore della Sardegna, nella Barbagia di Seulo. Tra queste montagne ricoperte da querce, la popolazione rurale si dedica ad allevare suini e caprini. Conosceremo le tecniche di allevamento del suino e le buone pratiche zootecniche adottate dagli allevatori per ottenere i migliori risultati produttivi, senza trascurare la biosicurezza aziendale e il benessere dell'animale. La tecnica di allevamento all'aperto dei suini è conosciuta con i termini outdoor e plein air. Questa forma di allevamento permette di valorizzare le aree marginali con le risorse naturali dei territori montani e consente di accrescere l'economia delle imprese zootecniche, con effetti positivi sull'ambiente e sul benessere degli animali. Nella mia azienda ho scelto di allevare il suino rustico perché si adatta al pascolamento controllato, anche perché poi posso sfruttare i terreni di montagna. Per l'alimentazione utilizzo orzo, grano, mais, piselli e crusca. Beh, bocconi, beh, ne, vieni, beh. Beh, beh, oh, beh, 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 oh, beh, beh, bocconi, beh, beh. In autunno raccolgo le ghiande che poi utilizzo nella fase di finissaggio, prima della macellazione dei maiali. Il veterinario aziendale periodicamente mi controlla tutti gli animali e effettua tutte le vaccinazioni obbligatorie. I prodotti trasformati che si ottengono da questi allevamenti hanno caratteristiche qualitative particolarmente apprezzate per la loro specialità. Nelle zone rurali della Sardegna, in molte famiglie si conserva la tradizione dell'allevamento del suino per l'autoconsumo. È fondamentale coniugare la tradizione zootecnica con le buone pratiche dell'allevamento per favorire lo sviluppo potenziale delle risorse del territorio e sostenere l'economia locale. La normativa vigente prevede che i servizi veterinari delle ASL effettuino i controlli sugli animali allevati e all'atto della macellazione per uso famiglia eseguano una prima visita e una successiva verifica sanitaria delle carni. In questo modo vengono rispettati e garantiti i requisiti fondamentali sulla sicurezza alimentare. Nell'isola si alleva la razza suina sarda, riconosciuta ufficialmente nel 2006, che trova nel territorio montano la massima espressione delle sue caratteristiche, tra le quali la capacità di adattamento negli allevamenti all'aperto.
Pur essendo una razza poco produttiva in termini di prolificità e di accrescimento, le carni ottenute da questi animali hanno un buon riconoscimento commerciale, dal tipico suinetto da latte ai pregiati salumi di montagna. L'allevamento all'aperto si differenzia da quello stabulato per l'utilizzo di ampie superfici di terreno recintate, all'interno delle quali i capi allevati dispongono di adeguate zone funzionali. È opportuno l'impiego di strutture idonee e di attrezzature mobili, in grado di consentire lo spostamento periodico degli animali sui diversi appezzamenti per una corretta rotazione delle aree funzionali, secondo un piano di avvicendamento colturale. Questa pratica offre diversi vantaggi, tra cui il miglioramento della fertilità del terreno, la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo e la limitazione dei danni alla vegetazione, oltre al contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. L'impiego delle recinzioni di protezione è fondamentale per garantire un efficiente confinamento degli animali e impedire il pericoloso contatto con suini estranei all'allevamento ed evitare così possibili contagi. Nell'allevamento all'aperto è importante la biosicurezza. È necessario avere su tutto il perimetro in cui si trovano gli animali una recinzione alta 1,50 m. Nel caso di recinti in muratura, generalmente più bassi, si dovrà aggiungere una rete metallica fino ad arrivare all'altezza di 1,50 m. Per ottenere un adeguato benessere degli animali, occorre allestire dei ripari adeguati, assicurare un approvvigionamento costante d'acqua fresca e pulita e adottare tutti gli opportuni programmi di prevenzione sanitaria in grado di garantire la salute degli animali. I capi allevati dovranno avere un'alimentazione sana, adatta all'età e alla razza, e se somministrata con dispensatori, questi saranno posti al riparo dai raggi del sole e dalla pioggia. I capi devono essere controllati almeno una volta al giorno, con particolare attenzione per le scrofe partorienti, i lattanti e i giovani suinetti. Abbiamo deciso di allevare il maiale di razza sarda col pascolamento controllato. Vanno solo dentro per il parto e l'allattamento. Proprio non di tenere merda, di tenere pagus. Funti controllaus, i controllaus dei veterinari, vadeus i vaccinus, e siamo sicuri che cagando da pappausu sapezza è sicura, ponoso e poi satro pure. In Sardegna la tipologia delle produzioni è essenzialmente di due tipi: i lattonzoli, che pesano tra i 6 e i 10 kg, e i magroni, tra i 90 e i 110 kg. Si tratta quindi di carne destinata prevalentemente al consumo fresco. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini pesanti, adatti alla salumeria, la produzione nell'isola è minima rispetto al resto della produzione nazionale. In prospettiva esistono interessanti opportunità di sviluppo per la filiera, legate proprio alla produzione dei salumi. Nell'isola vengono consumati oltre 300.000 quintali all'anno di salumi, per un giro d'affari intorno ai 400 milioni di euro. Cambiamo tipologia di allevamento e andiamo a conoscere un'azienda con stabulazione fissa degli animali. Nell'allevamento a stabulazione fissa, l'attenzione al benessere dei suini è massima in tutte le fasi del ciclo produttivo. All'interno dei box si possono utilizzare alcuni accorgimenti utili a minimizzare lo stress dell'animale. Si possono predisporre lettiere con paglia e reti ombreggianti negli spazi esterni ai box.
Per evitare possibili trasmissioni di malattie, è obbligatorio disinfettare con prodotti specifici gli automezzi che accedono in azienda e far indossare a eventuali visitatori calzari e camici monouso. Le buone pratiche di conduzione aziendale non si discostano da quelle degli allevamenti all'aperto, è quindi opportuno prevedere aree di quarantena in cui ospitare gli animali di nuova introduzione. I suini malati o feriti devono alloggiare in specifiche aree di infermeria. Nella pratica il controllo degli animali è effettuato regolarmente almeno 2 volte al giorno. Nella nostra azienda programmiamo la produzione di magroni, scegliendo riproduttori selezionati che meglio si adattano alle nostre esigenze di mercato. Grazie alla fecondazione artificiale si riducono i rischi di malattie, inoltre si ha un risparmio economico, di tempo e di impegno rispetto alla monta naturale. È bene ricordare che il benessere degli animali è la prima vera difesa sanitaria, un mezzo fondamentale in grado di garantire una giusta redditività per l'impresa zootecnica. La suinicoltura in Sardegna ha un forte potenziale di sviluppo nella produzione delle carni per il consumo fresco, ma in particolare nei prodotti trasformati. Nelle etichette delle nostre carni esclusivamente sarde c'è il codice di provenienza degli animali, il codice di macellazione e il lotto di tracciabilità dei prodotti. In alcune zone dell'isola è in costante crescita la produzione di prosciutti e salumi con carni prodotte da allevamenti sardi. La preparazione dei salumi è svolta con un processo accurato di lavorazione per conferire alle carni sapori e profumi legati alla tradizione. La qualità dei prodotti provenienti da questa filiera costituisce un elemento di fondamentale importanza per l'intera economia del territorio. L'allevamento del suino in Sardegna ha notevoli potenzialità di sviluppo, ma occorre rispettare le regole generali sulla biosicurezza nella conduzione dell'azienda. Gli allevatori possono rivolgersi ai servizi veterinari del territorio e ottenere le necessarie informazioni. L'allevamento del suino richiede un costante aggiornamento sui principi fondamentali delle buone pratiche zootecniche, con particolare riguardo alle tecniche alimentari, alla gestione sanitaria e al benessere dei suini, in linea con la normativa vigente. Lo sviluppo della produzione suinicola in Sardegna ha bisogno di un costante impegno collettivo, partendo dalla buona gestione degli allevamenti, di qualsiasi dimensione essi siano, per poi incrementare le opportunità di crescita dei prodotti della tradizione suinicola e garantire un accrescimento culturale, sociale ed economico dell'isola.